Tratti. Racconto d'estate di Cristiano Porqueddu. Aprile, tutto sommato, non fu poi un mese così crudele. Innanzitutto, sebbene il numero dei miei anni fosse ben lontano dall'essere preso sul serio, ebbi una primordiale cognizione dell'ordine caotico degli eventi che definivano la mia esistenza. Iniziai ad apprezzare le piccole occasioni e a sentir stridere in me tutto ciò che era definito determinante. E fu proprio in aprile che avvertii l'esigenza di iniziare a disegnare. Ciò non toglieva il fatto che mia madre avesse seriamente bisogno di aiuto con l'emporio. Le mie rimostranze sul trasferimento in un luogo così lontano dalla città servirono a poco. Feci uso di motivazioni legate allo studio, all'assenza di una biblioteca in quel solitario villaggio in prossimità del mare, e non mancai di elencare quelle di natura sentimentale, più per disperazione che per vera fiducia nella loro efficienza. E proprio mentre mi illudevo che non sarebbe mai accaduto, il giorno dopo la chiusura delle scuole, mi ritrovai sbalzata in una realtà fatta di sole cocente, frigoriferi da chiudere in fretta, persone assetate con i piedi coperti di sabbia e dolci da sistemare nei piccoli scaffali. Al principio, anche se non saprei quantificare un intervallo di tempo definibile come tale, fu difficile. Difficile fare quelle poche centinaia di metri per giungere all'emporio dall'appartamento in affitto. Difficile guadagnarsi un istante di quiete. Difficile persino comprendere il senso di ciò che accadeva, per soddisfare quell'antico bisogno di credere che tutto ciò che ci accade debba necessariamente avere un significato. Poi accadde. Fu una metamorfosi silente del mio modo di osservare quel contesto, in qualche maniera legata a profumi e colori che parevano adularmi. Mi resi conto, più di tutto, che quel borgo di pescatori, divenuto in poco tempo un rifugio da cineree realtà fatte di scale, tunnel e lunghi nastri neri di cacofonie, era un luogo lontano dal resto. Da tutto il resto, intendo. La città da cui ero stata separata divenne uno stinto ricordo, ed il suo distacco, che ero certa mi avrebbe tormentato, vettore di quello stesso sentimento che proviamo quando rinunciamo a un piacere che siamo certi essere in grado di soddisfare per esplorarne uno ignoto. Sentivo il desiderio di scoprire cosa quel luogo aveva custodito in segreto per me. Gelsomino e salsedine facevano da tappeto all'instancabile sciabordio della risacca, e quando possibile amavamo non perdere lo spettacolo del sole al crepuscolo, mentre andava a nascondersi dietro i monti, decorando il cielo di tinte arancio e viola. Anche per questo, talvolta, cenavamo sul piccolo terrazzo, all'aperto. Osservavo, con una certa soddisfazione, la serenità che avevo gradualmente fatto maturare in mia madre nel farle scoprire, anche se indirettamente, il mio rinnovato entusiasmo nel trascorrere quei mesi a venire su quella strada. Parlavamo spesso e le nostre conversazioni erano volte o alle stramberie di qualche cliente o ai benefici che quel luogo elargiva al nostro animo. Tuo padre, diceva, avrebbe voluto viverci in un posto come questo. Io intimamente mi domandavo cosa li avesse costretti a vivere in un luogo che forse non amavano del tutto, o meglio, che amavano meno di un altro. Il lavoro, mi spiegava. Poi sei arrivata tu, insieme alla consapevolezza che una casa non è solo un agglomerato di mura e finestre. Una casa è il cardine attorno al quale girano incessantemente le assi dell'esistenza. Con tuo padre avevamo trovato un rifugio nel quale ripararci alla fine della giornata. Imparerai presto che hai bisogno di poco altro. La primavera mantenne le sue promesse e l'estate fu calda. Già nei primi giorni di giugno ci trovammo a preferire pranzi a base di frutta fresca e a benedire la brezza serale. Ben presto terminai le mie letture e le uniche cose che potevo fare fuori dal mio impiego erano scrivere o disegnare. Dall'edicola, che fungeva anche da piccola cartoleria, acquistai dei fogli da disegno e una confezione di pastelli a cera. Mi limitavo dapprima a tracciare linee di colori casuali,
per lo più allo scopo di scoprire le capacità di quei piccoli strumenti colorati. Poi passai a soggetti con carattere lineare, come l'orizzonte sull'acqua, una panchina vuota sul lungomare, il bordo di una sedia, una foglia caduta troppo presto. Scoprire le increspature del tratto, le irregolarità nel riempimento del colore e l'impossibilità di tracciare profili definiti fu quasi rassicurante. Rappresentare qualcosa non ha per me mai significato descriverne minuziosamente i dettagli, perché il numero di questi che conosciamo di qualsiasi persona, luogo o cosa ce la fa apprezzare meno. Imparai a cogliere i tratti essenziali di ciò che mi circondava, abbozzandone dei profili volutamente approssimativi. Il mondo intorno a me si stilizzava. Persone, pensieri e suoni anche. Prima di dormire, a volte subito dopo il pranzo, il mio quotidiano esercizio era dare loro forma in disegni composti da meno segni possibili. «Sono particolari», disse mia madre sfogliandone alcuni. Si soffermò su uno fatto di lunghi steli di cromature blu e piccoli spazi bianchi. «Sono segni leggeri», proseguì fissandolo, «eppure così determinati». «Determinati?» chiesi. «Sanno dove finiscono appena inizi a tracciarli. Stai ritraendo ciò che vorresti essere», mi disse accennando un sorriso e voltandosi verso di me. «Forse ciò che tutti desideriamo di più». La guardai un poco disorientata. «Sono solo tratti», continuò, «ma nonostante la loro fragilità, hanno un inizio, si adattano, esistono, sanno dove andare. E ognuno di essi ha senso per sé, non per la moltitudine». Mi porse il foglio alzandosi, quando sentì la piccola campanella della porta tintinnare e vedendo entrare 2 giovani clienti che si tenevano per mano.